ore dall'addio a Mattia Cardascia, ad Arzignano l'ultimo saluto a Giulio Pizzolato, l'altro sedicenne travolto in scooter la sera di Ferragosto sull'Ambara, la matita spezzata del giovane che frequentava l'artistico. L'autovelox al Passo Giau, record di multe in Italia, tornato operativo con una novità, limite di velocità dai 50 ai 70 km/h. Intanto i comuni chiedono una soluzione immediata per garantire sicurezza ed evitare ricorsi. I carabinieri indagano sulla violenta aggressione avvenuta stamane a Bassano, un sessantenne accoltellato alle spalle mentre camminava per la strada. Ragazzina precipita dal terzo piano, shock a cornuda, la 14enne salvata da una rete che ha attutito la caduta, le parole della vicina, la prima a soccorrerla. Fermo amministrativo a Trapani per la nave guidata dai veneziani Caccia e Casarini. Sabato, dopo aver salvato i migranti, li aveva sbarcati al porto siciliano e non a Genova come disposto dalle autorità. Una calle intitolata ai borseggiatori per denunciare i furti che continuano ad avvenire a Venezia. Il falso cartello è apparso stanotte ed è stato rimosso da polizia locale e vigili del fuoco. Mostra del cinema, domani la preapertura della Kermesse, ultimi dettagli per la macchina organizzativa tra divi in arrivo e sicurezza. C'è anche l'Università di Padova nel progetto BioRescue che ha creato i primi 3 embrioni per salvare il rinoceronte bianco dall'estinzione. Ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Ad Arzignano questa mattina i funerali di Giulio Pizzolato, un commovente addio per il sedicenne travolto e ucciso in moto a Ferragosto assieme all'amico Mattia, studente al liceo artistico. Sulla bara anche una matita spezzata. Si è alzata in volo anche una colomba bianca tra grappoli di palloncini candidi accompagnati dalle note di Wonderwall, una delle canzoni degli Oasis più amate da Giulio Pizzolato. Il sedicenne è morto a seguito delle ferite riportate nel tragico incidente di Ferragosto. Un'auto lo travolse e uccise assieme al suo amico Mattia Cardascia mentre viaggiavano su uno scooter. Ad Arzignano alcune centinaia di persone hanno accompagnato la salma e gremito la chiesa di Villaggio Giardino. Tantissimi giovani amici dei 2 adolescenti hanno voluto essere presenti nella commovente cerimonia di addio. I ragazzi frequentavano lo stesso liceo artistico Boccioni di Valdagno. Molti compagni di scuola hanno indossato la stessa maglietta usata per il funerale di Mattia, celebrato sabato. Nell'omelia Don Luigi Fontana ha espresso un pensiero comune per entrambi i ragazzi. Il carattere caparbio ma sensibile di Giulio è stato ricordato anche dai cugini che si sono appellati alle doti artistiche del ragazzo per cercare di lenire il dolore della famiglia. Ci servirà il tuo talento, il tuo tratto con la matita forte ed essenziale per disegnare traiettorie nel vuoto che hai lasciato. Noi non sappiamo dove sei diretto, in che posto sei adesso, ma sappiamo con certezza dove resterà. Resterà in noi attraverso i tuoi disegni. Per questo sulla bara i genitori Luisa e Carlo hanno deposto una matita spezzata assieme 3 rose rosse e una bianca. Lutto cittadino e bandiera a mezz'asta ad Arzignano, ma la cittadina si è stretta e raccolta nel dolore fin dalla veglia funebre di giovedì. È stata veramente una veglia molto sentita e gli amici che poi fanno emergere, sono anche mamma di un ragazzo di quell'età, fanno emergere i lati che magari noi genitori non conosciamo, magari tra le nostre mura, ecco, e sono veramente dei ragazzi splendidi. Quindi ecco che Mattia e Giulio diano loro la forza per superare questo momento. Dico sempre, sono vicina anche, siamo vicini, tutta la città è vicina, anche i ragazzi che erano coinvolti quella sera nel tragico incidente, affinché anche loro abbiano la forza, grazie a Mattia e Giulio, di superare questo momento che sarà comunque difficile. Al termine del funerale di Giulio il dolore e la commozione hanno preso il sopravvento tra i partecipanti. Niente da fare, non riesco a parlare, veramente sono preso da sta cosa qua, perché siamo tanto amici con i nonni. Sì, colpita, però no. Conosceva Giulio? I familiari.
Oggi erano tutti qui veramente per essere vicini alla famiglia. Sì, però non voglio... Non me lo ricordo neanche praticamente io Giulio. Ho avuto col papà di Giulio, anche lui finché era a una certa età, dopo abbiamo perso di vista perché insomma lui è cresciuto. Sono momenti che appunto non abbiamo parole perché mi dispiacciono. Una cerimonia come quella di oggi sentita alla chiesa, proprio cosa ha colpito? Molto bella, soprattutto i giovani, i ragazzi così vicini. Ci hanno dato anche loro una dimostrazione di maturità, di partecipazione a questo dolore che purtroppo quello che è successo, non si può tornare indietro, però dà anche a loro un senso della vita diverso, cioè anche se fa pensare, fa capire un po' insomma che la vita non è solo divertimenti, ok, c'è anche purtroppo questa cosa qui che fa maturare presto, ecco. L'autovelox al Passo Giau è tornato operativo con una novità: il limite di velocità è salito da 50 a 70 km all'ora, lo annuncia il sindaco di Colle Santa Lucia Paolo Frena, dopo che il suo comune si è guadagnato il primato nazionale per multe stradali. Io ho riacceso questo autovelox, abbiamo convenuto in questo senso, magari faremo giurisprudenza, però a me dispiace farlo dal più piccolo comune della provincia, da uno dei più piccoli comuni della provincia di Belluno, fare giurisprudenza, perché potrebbe anche, diciamo così, costare caro. In un vuoto normativo che sta mettendo in difficoltà enti e istituzioni dello Stato, il sindaco di Colle Santa Lucia ha deciso, per un'azione di forza che offre molteplici chiavi di lettura, la più significativa è quella che chiede al governo un provvedimento chiaro e inequivocabile sulla regolarità degli autovelox. Quello al Passo Giau, il più spietato fra tutti i sistemi di rilevazione della velocità, dopo un periodo di stop è stato riattivato lo scorso 8 agosto dal sindaco Paolo Frena con una novità. Il limite da 50 è stato alzato a 70 km orari. Noi aspettavamo veramente che insieme a alla modifica del codice, che ci imponevano alcune attenzioni sull'utilizzo di queste apparecchiature, l'abbiamo puntualmente fatto in accordo con il gestore della strada, con la prefettura, e adesso resta questo problema che speravamo fosse inserito in quel provvedimento, ma qualcuno ha detto ma non era inseribile in quel provvedimento. E così, nelle more di una norma zoppa, il sindaco Frena ha scelto di rimettere a norma quel dispositivo. Non può essere che uno Stato non dia risposte immediate se di fronte al vuoto che si è creato, alla mancanza che si è creata. È chiaro che bisogna fare un provvedimento e che chiedo in maniera puntuale, veloce, tempestivamente veloce. L'aver alzato il limite di velocità consentita forse contribuirà a ridurre le sanzioni che nel solo 2024 hanno fruttato alle casse comunali 745.000 euro, consegnando al piccolo comune della Ladinia il primato poco invidiabile delle multe stradali. Motociclisti e automobilisti indisciplinati sono avvisati. Ma è possibile che arriviamo proprio nelle Dolomiti, con queste caratteristiche, a sfogare quelle che sono magari questo bisogno di uscire da qualsiasi regola? Intanto i comuni chiedono una soluzione immediata per garantire sicurezza ed evitare i ricorsi. Tra confusione e vuoto normativo, adesso qualche amministratore locale decide di fare da sé, come il sindaco di Colle Santa Lucia, Paolo Frena, che ha riattivato l'autovelox sul Passo Giau, e lo stesso faranno 10 primi cittadini della Federazione del Campo San Pierese a settembre, mentre a San Biagio di Callalta, in via Prudenziale, per ora restano spenti in attesa dei chiarimenti. Io penso che oggi sia uno strumento essenziale e
penso anche che per tante piccole amministrazioni come la nostra oggi non siamo nemmeno nelle condizioni di poter dire vado avanti lo stesso, perché dall'altro lato poi si innescano tutta una serie di ricorsi a cui poi i sindaci devono rispondere in prima linea, quindi non è poi solo un discorso di anche burocrazia e di tempo che non c'è mai, ma proprio anche un discorso di assunzione di responsabilità e di andare contro tutta una serie di sentenze che oggi hanno dimostrato che in questo momento l'autovelox non è possibile utilizzarlo. La posizione di ANCI Veneto dopo il decreto ministeriale di agosto di censimento degli apparecchi è chiarissima, anche perché già lo scorso anno le prefetture ne avevano fatto uno, con localizzazione inclusa. Si sta perdendo tempo perché non c'è una soluzione definitiva, perché resta ancora aperta la questione autorizzazione e omologazione. Per questo come ANCI continuiamo a chiedere al governo che si faccia chiarezza in modo tale da dare certezza ai cittadini ma anche ai comuni. È fondamentale anche smettere di pensare che i velox servano solo per fare cassa. Le recenti tragedie verificatesi sulle strade del Veneto con 30 motociclisti deceduti negli ultimi 2 mesi lo stanno a dimostrare, ma è cruciale anche liberare i sindaci da possibili denunce. Non c'è dubbio sull'utilità in alcuni tratti di strada delle verifiche sulla velocità, perché è una delle cause maggiori di incidenti. Allora dobbiamo sfatare il punto per cui questi impianti servono a fare cassa. Se ci sono stati dei casi di questo genere ormai dovrebbero essere risolti col decreto di cui dicevo prima sulla localizzazione, perché richiede anche come requisito l'incidentalità, le caratteristiche della strada. Quindi a questo punto occorre far chiarezza, perché non è possibile lasciare i sindaci come destinatari di denunce rispetto a possibili abusi oppure di scelte su disattivazioni che possono causare degli incidenti e mettere a rischio la vita delle persone. Quindi occorre far chiarezza. Fermo amministrativo a Trapani per la nave dei veneziani Caccia e Casarini. Sentiamo perché nel prossimo servizio. Giovedì mattina la nave veneziana Veneta Mediterranea, partita in missione da pochi giorni, seconda nave umanitaria dell'organizzazione non governativa Mediterranea Servilium, ha tratto in salvo 10 persone in difficoltà nelle acque del Mediterraneo centrale. Ora arriva una nuova doccia gelata. La nave è stata colpita da un provvedimento di fermo amministrativo, una decisione che ha tutte le caratteristiche per alimentare un braccio di ferro tra le autorità italiane e il team di Mediterranea. Più volte, infatti, la prima nave Mare Ionio della stessa organizzazione non governativa, battente bandiera italiana, ha ricevuto la stessa sorte. Tra i pilastri di Mediterranea c'è anche l'armatore triestino Metz. Il commento, come al solito, senza troppi tentennamenti, del veneziano Beppe Caccia, capo missione con Luca Casarini, così ai nostri microfoni. È un provvedimento vergognoso, una vera e propria vendetta del Ministero degli Interni per le scelte che abbiamo fatto in mare, soccorrendo 10 persone, 10 ragazzini che scaraventati in acqua dai trafficanti che li trasportavano rischiavano di perdere la vita e soprattutto ci vogliono far pagare la scelta di sbarcare questi ragazzi, queste persone nel più vicino porto di Trapani, rifiutando di obbedire all'ordine del Ministero degli Interni che voleva imporci 5 giorni di navigazione fino al lontano porto di Genova. La vicenda è tutt'altro che chiusa. Come andrà a finire? Sono in arrivo nuovi colpi di scena. Vi parlo dal porto di Trapani, dove questo pomeriggio a bordo della nostra nave Mediterranea personale della Questura, della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto ci hanno notificato il provvedimento, il verbale con cui si contesta a Mediterranea la violazione del decreto legge Piantedosi. Significa una sanzione pecuniaria fino a 10.000 euro e il fermo amministrativo della nave. Ed ancora cronaca, andiamo a Bassano del Grappa dove questa mattina un uomo è stato accoltellato alle spalle.
Sono tutti da chiarire i motivi e i contorni dell'accoltellamento avvenuto nelle prime ore della giornata lungo viale 11 febbraio a Bassano. La vittima dell'aggressione è un uomo sessantenne del posto, ricoverato in condizioni giudicate non gravi al vicino ospedale. Il fatto è avvenuto lungo una strada solitamente molto trafficata che costeggia gli uffici delle poste centrali e attraversa la città, ma l'orario erano circa le 7 e l'assenza dei flussi legati alle scuole superiori rende più difficoltosa la ricerca di testimoni che possano aver visto qualcosa. Su quanto accaduto indagano i carabinieri, arrivati nella zona con una dozzina di militari per setacciare i condomini presenti alla ricerca di elementi chiarificatori. Sulle indagini rimane un riservo strettissimo da parte dell'Arma, che al momento ha solo confermato il fatto. Ma anche sulla dinamica e sul movente i dettagli sono da chiarire. Il sessantenne avrebbe subito delle ferite sulla spalla e sulla scapola, fatto che farebbe pensare ad un'aggressione da dietro. Resta da verificare se i due si conoscessero e se ci fossero motivi che abbiano portato all'aggressione o se, come nel caso avvenuto a Treviso, che ha avuto come vittima il direttore generale dell'ULSS 7 Carlo Bramezza, sia stata una violenza cieca e casuale. Dopo le risse avvenute di recente in orario serale e notturno, ora a Bassano si alza ulteriormente la guardia. Ed è stata una mattinata di paura e shock quella di oggi a Cornuda, con una ragazzina di 15 anni caduta dalla finestra al terzo piano della propria abitazione. Mi sono svegliata perché ho sentito dei lamenti, tipo delle grida, aiuto, non lo so. E ho guardato fuori dalla finestra, ho abbassato lo sguardo e c'era una ragazza distesa a terra che piangeva, si lamentava. Sono da poco passate le 6 del mattino in pieno centro a Cornuda, quando diversi residenti si trovano davanti a una scena agghiacciante. C'è una ragazzina a terra, 14enne, gravemente ferita. Si scoprirà poi che è volata dalla finestra del terzo piano della casa in cui vive con i genitori, in quel momento all'estero, e al fratello 18enne che pare stesse dormendo. 15 metri di volo attutiti provvidenzialmente da questa rete. La ragazza è finita prima sulla rete e poi a terra, quindi non si è sentito il tonfo, anche se fosse caduta, non è caduta a terra, è caduta sulla rete e poi è andata a terra. La 14enne quindi è cosciente quando arrivano gli operatori del 118, la mobilitazione è generale. Ho visto l'elicottero che si è calato qui vicino al campo sportivo. E dopo circa 20 minuti si è rialzato e è andato via. Ho sentito le sirene dell'autopedica, dell'ambulanza, basta. Sul posto i carabinieri che escludono quasi subito il coinvolgimento di terzi. Più che un incidente si tratterebbe di un tentato gesto estremo. La notizia ha veramente scosso tutta la comunità, siamo nel cuore del paese, sia per la giovane età della ragazza ma anche per la situazione in sé per sé. Ci siamo fatti presenti anche al fratello, che è l'unica persona della famiglia qui al momento presente, e ci siamo messi a disposizione anche per facilitare il rientro dei genitori. Le istituzioni non sono semplicemente dei tagli di nastro, sono delle persone fisicamente alle quali ci si può rapportare e confrontare. Un fatto che interroga le coscienze in un momento in cui sempre più giovani faticano a reggere il peso delle loro esistenze. L'associazione Il Filo di Simo da anni ha messo in piedi una task force antisuicidi. Ad oggi stiamo seguendo centinaio di persone, la fascia di età, il 70% è dai 12 ai 27 anni. Dal nostro osservatorio l'età si sta abbassando. Abbiamo notato che, tra le altre cose, è sempre più frequente il disagio di ragazzini che sono sulla fascia di età che va dai 14, 15 e 16 anni. Ma per evitare questo dovremmo avere il coraggio di parlare sempre più spesso di suicidio e utilizzare la parola suicidio come un qualcosa che possa portare a condividere le difficoltà delle persone. Siamo esposti a questo rischio perché, ripeto, la vita è imprevedibile, il gesto suicidario è imprevedibile. Non ti dirà mai quando succede, ma potrebbe purtroppo succedere. Torniamo a Venezia, ora una calla intitolata ai borseggiatori per denunciare i furti che continuano ad imperversare a Venezia.
Con un gesto che probabilmente voleva adeguare all'attualità lo stradario di Venezia, Calle della Mandola è diventata per qualche ora Calle Pickpocket, Calle dei borseggiatori. Mani ignote hanno posizionato nella notte la riproduzione del Nissioeto all'imbocco della Calle da Campo Sant'Angelo, un gesto di denuncia e di protesta condito da una certa dose di ironia di un fenomeno che anche in questa zona del sestiere di San Marco è particolarmente sentito, a cominciare dai ristoranti che hanno i piatti attici in campo. Abbiamo trovato dei portafogli e dei documenti, ovviamente tutto vuoto, buttato in mezzo ai tavoli. Non sarebbe una cattiva idea mettere magari delle cassettine dove poter buttare dentro eventualmente passaporti, documenti e quant'altro. Non è una cassetta come quella suggerita dal ristoratore, ma ha la stessa funzione questo pertugio tra una porta e una saracinesca che ci hanno segnalato i veneziani non distratti, che a loro volta l'hanno segnalato alle forze dell'ordine. Siamo sempre nel sestiere di San Marco. A terra è pieno di portafogli e da alcuni sembrano uscire dei documenti. Portafogli evidentemente gettati qui una volta svuotati di contante e carte di credito. Queste persone cercano di riciclare le carte di credito, cioè nel senso vanno nei negozi spendendo con le carte di credito rubate. Non hai mai avuto il sospetto che... Sì, ho avuto il sospetto e fortunatamente ho capito la situazione e li ho mandati via. Vediamo le facce anche dei turisti poveri impanicati perché non trovano il portafoglio. È un problema che qui a Venezia non è ancora risolto. I vigili non si fanno vedere. Il Nissioeto Calle Pickpocket è stato rimosso in mattinata da polizia locale e vigili del fuoco. I pickpocket evidentemente ancora no. Monica Poli ci aggiorna sulla situazione in tempo reale. Stamattina ci hanno segnalato che i borseggiatori erano dalla stazione di Mestre, facevano via Righi e Vempa su e giù ed erano parecchie bande. In circa 15 minuti fa ne sono passati 2 verso l'Accademia e poi abbiamo parecchie segnalazioni bacino Orseolo. Spesso la toponomastica di Venezia racconta storie della città. Calle della Mandola si chiama così perché una volta si produceva un'acquavite alla mandorla e qui accanto c'è addirittura un Rio Terra degli Assassini. Per cui intitolare una calle ai borseggiatori non sarebbe una scelta così singolare. Il problema comunque rimane serio. Ne sa qualcosa chi era l'altra sera al pontile dell'Accademia. Intorno alle 20:30 circa, forse riconosciuti, erano una bella banda, hanno spruzzato lo spray al peperoncino dove la gente, c'è stato un fuggi della gente, cioè stanno diventando sempre più aggressivi, soprattutto se riconosciuti. Restiamo in Laguna perché sono ultime ore di preparativi per l'82esima mostra del cinema che già domani vivrà la serata di preapertura. L'attrice americana di origini israeliane Gal Gadot non sarà all'82esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, cointerprete in The Hand of Dante di Julia Snaben, che sarà presentato fuori concorso. L'attrice non sarà tra i divi che hanno confermato la loro presenza nei prossimi giorni sul red carpet del Lido. L'interprete e stella di Wonder Woman è così tornata al centro delle polemiche. Il gruppo di artisti Venice for Palestine ha chiesto che la Biennale ritirasse l'invito a lei e a Gerard Butler insieme a qualunque altro artista o celebrità che sostenga pubblicamente e attivamente il genocidio. Queste le motivazioni del gruppo. Sono ore dunque di vigilie preparativi al Lido, ma il dramma di Gaza irrompe prepotentemente sul festival. Martedì la preapertura, poi mercoledì sarà Francis Ford Coppola a tenere la laudatio di Werner Herzog alla consegna al regista tedesco del Leone d'Oro alla carriera nella serata inaugurale. C'è la guerra, c'è la paura dell'atomica, ci sono i mostri, i dittatori, c'è un po' di tutto, insomma. Non che manchino i film spettacolari, i film di finzione, i film che invece aiutano a sognare un futuro migliore e a immaginare una realtà alternativa a quella dolorosa con cui abbiamo a che fare. La selezione non solo dei film in concorso ma anche di tutte le altre aree dell'arte cinematografica siano di assoluta avanguardia, grandissimi contenuti e anche una profondità dei temi. Un grande indotto per la città al festival, come ricordano gli albergatori, ma l'attesa è tutta per la conduttrice Emanuela Fanelli che martedì a mezzogiorno è prevista sulla darsena dell'Excelsior. Ho delle playlist un po' da matta, c'è Paolo Conte, ma Britney Spears, Mina, Achille Lauro, tutti. In questo momento la canzone di Giorgia di Sanremo, la sento spesso. Mandiamo un bacio a Giorgia.
Questo è un cornino che mi ha regalato mia nipote Rosa, porta fortuna. C'è ancora abbastanza posto, abbiamo un'occupazione in questo momento del 75%, ma ormai siamo abituati che le prenotazioni arrivano all'ultimo, quindi molte persone arriveranno e contiamo che davvero ci sia un tutto esaurito e poi ragioneremo per l'anno prossimo. C'è anche l'Università di Padova nel progetto BioRescue che ha creato i primi 3 embrioni per salvare il rinoceronte bianco. Si è entrati nella fase decisiva per la missione scientifica che vuole salvare dall'estinzione il rinoceronte bianco settentrionale. Il Consorzio Internazionale BioRescue, di cui fa parte anche l'Università di Padova, dall'inizio dell'anno è riuscito a creare 3 nuovi embrioni. Il team ha in contemporanea avviato anche i primi trasferimenti embrionali, impiantando questi embrioni puri di rinoceronte bianco settentrionali in madri surrogate appartenenti alla sottospecie meridionale. Una scelta fatta perché le uniche 2 esemplari femmine rimaste, Najin e la figlia Fatu, non sono capaci di affrontare una gravidanza naturale, così il gruppo BioRescue è ricorso a tecniche avanzate di riproduzione assistita. Ogni procedura di trasferimento degli embrioni fatta da BioRescue è stata sottoposta ad una rigorosa valutazione etica da parte degli esperti dell'Università di Padova. Le verifiche hanno confermato che le madri surrogate di rinoceronte bianco meridionale non hanno subito alcun effetto negativo sulla loro salute. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Subito dopo la sigla, come sempre, il meteo con le previsioni del tempo. Arrivederci.